Nuara, primi mesi del 1887, d'intorno alla Basilica San Gaudenzio, era adunà un bordelleggetto. Sono tutti lì con il naso in su per vedere la cupola che l'architetto Alessandro Antonelli ha finì e che il vescovo sta per benedì. Stefano Molli aveva buon'ora per poter essere per tempo e cui 121 metri d'altezza lo lascio imbaià. Con la lauda alla verticalità, all'ugena, alle una delle strutture più arsiguse mai inventate. Questa visione è cisa la voglia di Nico Chiel, un architetto guaiante. Da Masnà, sua prima desmura, è stata una scatola tucchettina di bosco per le costruzioni. A Borgomanero, dove allenà e alla BV fino al ginnasio, passava i dopo Disney semblando insieme città inventata, fatte casote, scuole, ospedali e chiese, con i ciucchi out slanciando verso il cielo. Perché era ben naturale, appassionante, laurearsi in ingegneria civile a Turin, dove ha sfermato per studiare urna e figura all'Accademia di Belle Arti. Molli ha un nome curioso e a Turin visita il Museo Egizio, dove incontra il direttore, uomo timido, ma con un anno di lavoro che bulversa. L'egittologo Ernesto Schiaparelli ha letto un filantropo attivista che da poco ha fondato l'ANSMI, un'associazione per dare aiuto ai missionari italiani nel mondo. I due hanno condiviso i medesimi valori. Schiaparelli ha contato il bisogno di ristrutturare le sedi di opere assistenziali, la mancanza di scuole, ospedali, ospizi in Egitto e in tutta l'Africa settentrionale e al Medio Oriente. E Molli ha cammina a sturniche sul Dafese. Ha la competenza e la passione che fanno da manca. Dal 1990 l'ANSMI diventa il più avusato promotore italiano di attività edilizie anti-paesi forestè. L'architetto Molli ha ricevuto vari incarichi, lo porto in Terra Santa, Siria, Libano e in Egitto, dove a Luxor ha costruito una scuola per i CIT e una per le cite. E la medesima roba a farà a Asiut 2 anni più tardi. Queste costruzioni ed altre destinate a missionare sono attaccate gli scavi archeologici sotto la tua di Schiaparelli. E a per capire che il governo iovre per lui e le cassie prima trasportare in Italia. Di 7 figli di Stefano Molli, lo scund, Piero, ha la medesima passione del padre per l'architettura. Del 1906, appena laurearsi in ingegneria a Turin, ha più parte con Ernesto Schiaparelli alla missione archeologica italiana a Asiut. Del 1920, sono passati 4 anni dalla morte del padre, Piero Molli è ormai un progettista molto ben stimato. In Egitto studia da Fese per gli edifici che sono, acerca i terreni che per venire a tai per costruire nuovo. Attira su scuole, ospedali, ma naut del allo frappa. La mia famiglia, Ernesto Schiaparelli, a Meur del 1928. L'ANSMI aveva con i suoi ingaggi e alle proprie Piero Molli, che realizza il seminario francescano a Gisa, 2 Schiaparelli alla via incamminai i suoi lavori di scau.